che nessun francotiratore alla prima seduta del Consiglio regionale. Zaia eletto presidente e i vici Francesco Rucco e Andrea Michalizzi. Sarò super partes, dice l'ex governatore, non voterò i provvedimenti. L'omicidio di Fontaniva, il 45enne vicino di casa di Fatos Cenai, l'uomo arrestato dai carabinieri, ha ucciso il 58enne con un colpo di pistola alla testa per banali litigi. Giallo all'alba, velo d'astico, un 38enne romeno trovato in una pozza di sangue sotto il ponte dell'ex ferrovia. I sanitari ha raccontato di essere stato spinto da un uomo. Ruspe in azione per abbattere l'ex bocciodromo a Vicenza. Un centinaio di attivisti in Ottave si oppone, alta tensione con la polizia. Incendio nella tarda serata di ieri in un autolavaggio a Mira. I vigili del fuoco evitano che il rogo si propaghi al distributore di carburante. Indagini sulle cause, non si esclude il dolo. L'attacco terroristico antisemita di Sydney è la massima allerta sicurezza al ghetto di Venezia. Il presidente della comunità ebraica, il periodo peggiore dagli anni 30. Lutto a Treviso per la morte dell'avvocato Roberto Nordio. Il fratello del ministro della giustizia era uno dei noti penalisti trevigiani, aveva 80 anni, il dolore del guardasigilli, era una persona eccezionale. Da Sano ha donato il rene ad una sconosciuta, 10° trapianto samaritano in Italia, il 3° a Padova. L'uomo racconta, mi ha ispirato il Vangelo. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. E dunque la politica sempre in primo piano. Inizia l'era di Luca Zaia in Consiglio regionale. Oggi il voto dell'Assemblea. L'ex governatore diventa presidente dell'Assemblea. La maggioranza si dimostra compatta. Non voterò i provvedimenti, sarò super partes, ha annunciato il nuovo presidente, segnando una svolta rispetto al passato. Votanti 51, presenti 51 e 51 votanti, astenuti 0, schede bianche 17, schede nulle 0, ha ottenuto voti Luca Zaia 34 e risulta eletto Luca Zaia con 34 voti. Nessuna sorpresa, nessun francotiratore, come qualcuno andava sussurrando con insistenza. Dopo mezz'ora di consiglio regionale per l'ex governatore Luca Zaia è già fumata bianca. Eccolo il nuovo presidente dell'Assemblea di Palazzo Ferrofini. La coalizione di centrodestra è stata quindi compatta, raggiungendo la maggioranza qualificata dei 2/3 necessaria al primo scrutinio. A proclamare Zaia forse uno dei suoi rivali più acerrimi, quel Riccardo Szumski che da sindaco di Santa Lucia di Piave e medico ribelle lo criticò con forza durante la gestione del Covid, contrappassi della politica, e lui da consigliere più anziano a consegnargli il testimone, non senza evocare nel suo saluto introduttivo il vero convitato di pietra, l'astensionismo. Questa assenza dal voto, che è un elemento di cui dobbiamo tutti tener conto, su cui dobbiamo tutti lavorare per cercare di recuperare quella frattura che si è creata in maniera pesante tra i cittadini e chi fa la politica. Argomento questo che lo stesso Zaia, dopo una forte stretta di mano con il successore Alberto Stefani, dice di condividere. Di fronte all'Aula, Zaia sembra già essersi calato nella parte. Penso di poter portare un'esperienza che è unica. Io ho fatto 15 anni e 7 mesi di amministrazione e quindi le dinamiche di questa regione penso di conoscerle sufficientemente bene. Avrò bisogno dell'aiuto di tutti voi, perché poi i lavori di consiglio per me sono una novità, soprattutto da questa parte del banco, ma è altrettanto vero che mi sento fino in fondo la responsabilità di un mandato che la comunità ci dà, no? Ad affiancare Zaia come vicepresidenti Francesco Rucco, Fratelli d'Italia, già sindaco di Vicenza, e Andrea Michalizzi, Partito Democratico, ex vice sindaco a Padova, primo giorno all'insegna dell'ecumenismo, con un annuncio che segna una piccola grande rivoluzione a Palazzo Ferrofini. La figura terza del presidente è figura di garanzia e quindi vi annuncio già che io non voterò nessun provvedimento. E quindi questo penso sarà di garanzia per tutti i consiglieri, per tutti coloro che promuoveranno iniziative legislative, mutuando anche quell'esperienza nazionale del Presidente della Camera e del Presidente del Senato che non votano i provvedimenti. Da Palazzo Balbi a Palazzo Ferrofini, per l'ex governatore il passo è stato più semplice del previsto, ma lungo il Canal Grande c'è anche Cafarsetti. Però continua a sentirsi a gran voce il suo nome per quanto riguarda la possibile candidatura a sindaco di Venezia.
Ma sai, questa è una delle possibilità che leggo sui giornali, il sindaco di Venezia piuttosto che il presidente dell'ENI, le supplettive, il ministro. Ad oggi non glielo so dire, ad oggi sono impegnato qui in regione, mi concentro sul lavoro di consigliere e penso che abbiamo un bel progetto da portare avanti con maggioranza e opposizione. Ma c'è già un caso politico. Sonia Brescaccin è la consigliera più votata nella Marca dopo Luca Zaia, aderito al gruppo misto e non alla Lega. Lei parla di una scelta personale, giurando che la nomina ad assessore al sociale di Paolo Aroma non c'entri nulla, ma si aprono degli interrogativi se la giunta si muove sull'asse Padova-Verona. In Consiglio sembrano prevalere i nomi trevigiani. Una scelta personale che ho esplicitato sin da subito e per il quale mantengo comunque la lealtà nei confronti del mio partito, nei confronti della maggioranza a cui appartengo. È una decisione definitiva, non c'è più alcun margine? È una decisione. Giura che la nomina di un'altra trevigiana leghista, Paola Aroma, da assessore al sociale non c'entri nulla. Sonia Brescaccin, con la sua decisione di aderire al gruppo misto, proprio lei eletta con un mare di preferenze, circa 9.500, nel carroccio della Marca. Brescaccin resta nel partito ma non nel gruppo corrispondente e questo apre un'infinità di speculazioni, compresa la mezza intenzione di fare strada a una sorta di gruppo parallelo sulla falsariga di quella che era la lista Zaia nella precedente legislatura. La stessa Brescaccin è una zaiana di ferro. Spero che tutto possa essere sanabile, non ho avuto l'occasione né di vederla né di sentirla, anche perché la notizia è freschissima. Ho letto che assicura lealtà alla compagine di governo e anche al partito e quindi sulla base di queste cose, per quello che potrò, mi muoverò affinché la frattura possa essere ricomposta. Barbisan, che dicendo questo già pare muoversi da capogruppo dei leghisti, ruolo che potrebbe essergli attribuito già nella giornata di giovedì. Un altro trevigiano invece, Claudio Borgia, escluso dai giochi per la giunta, sarà, salvo coup de théâtre, guida dei meloniani. Insomma, se l'asse Padova-Verona prevale in giunta, Treviso riemerge in Consiglio anche sul fronte del centrosinistra con l'ex candidato presidente, l'avvocato trevigiano Giovanni Manildo. Io sarò il capogruppo del Partito Democratico e adesso vedremo poi i passi successivi. Finalmente l'opposizione da minoranza può diventare veramente opposizione in modo serio e costruttivo. Manildo, che per inciso si dichiara preoccupato dalle prime esternazioni dell'assessore Gino Gerosa su fiscalità e sanità pubblica, ma il fronte si è appena aperto. Non vorremmo che fosse una desistenza nella difesa della sanità pubblica e su questo saremo molto attenti e vigili e vorremmo chiarimenti da parte del Presidente e dell'assessore. Tornando al centrodestra, tira le file della giornata il neogovernatore Stefani. L'ok a Zaia era un primo obiettivo politico. Nel segreto dell'urna dell'arresto si potevano consumare vendette. Era ovviamente un rischio andare al primo voto, perché sapete benissimo che il primo voto richiedeva la maggioranza qualificata, mentre da domani sarebbe bastata la maggioranza, una maggioranza diversa, quindi non più 34 voti. Questo è stata una nostra scelta, eravamo sicuri della maggioranza, di una compattezza della maggioranza e poi si è verificato nei fatti. Continuiamo con la cronaca. Seguito con una mountain bike e poi ucciso con proiettili di fabbricazione artigianale. Da sabato è in carcere a Padova il presunto omicida, l'ex guardia carceraria albanese colpita a morte nelle campagne di Fontaniva lo scorso giugno. Si tratta di un uomo di 45 anni vicino di casa della vittima. Domani in carcere l'interrogatorio di convalida del fermo. Liti per la Baiare del Caneo, per il posizionamento di una fioriera, sarebbero questi i motivi che avrebbero spinto Moreno Violetto, 45enne di Fontaniva, operaio incensurato, a uccidere con un'arma da sparo e proiettili di fabbricazione artigianale Fatos Cenai, suo vicino di casa. 58 anni, l'ex guardia carceraria albanese era stata colpita alla testa l'8 giugno, una domenica mattina, mentre andava al lavoro nel maneggio vicino a casa con una bici a 3 ruote. Trovato da alcuni guardiapesca, Fatos Cenai sarebbe morto pochi giorni dopo. Un omicidio inspiegabile, una sospetta esecuzione che, grazie al lavoro di indagine certosino condotto dai carabinieri del reparto operativo di Padova e della compagnia di Cittadella, adesso ha un presunto colpevole. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, infatti, avevano restituito i fotogrammi di un ciclista particolare, un uomo in mountain bike con occhiali da sole, casco e maschera respiratore che percorreva lo stesso tragitto di Fatos Cenai.
L'intuizione durante le indagini è stata sicuramente risolutiva, poi corroborata da tutti gli altri accertamenti. Abbiamo visto anche di natura balistica, merceologica e chimica da parte del RIS. Il travestimento molto particolare, poi in quella giornata di giugno, l'8 giugno, in cui il crimine era abbastanza mite, ci ha portato a fare verifiche proprio sulla particolare tipologia di travisamento, quindi questa maschera respiratore, questi manicotti con tatuaggi. Cercando di ricostruire la possibile catena di acquisto del materiale, i carabinieri sono riusciti a risalire al compratore che su un noto sito online aveva acquistato il materiale, il colore per camuffare la bici, manicotti per le braccia con disegni che riproducevano finti tatuaggi, ma anche materiale per costruire parti di armi da fuoco e ogive in modo artigianale. Nella capannone dell'uomo, rivelatosi il vicino di casa di Fatos Cenai, con cui i rapporti erano tesi, a luglio i carabinieri hanno eseguito una perquisizione. Grazie ai riscontri dei RIS di Parma, la polvere da sparo trovata sulla bici del killer e su quella del corpo della vittima sono risultate le stesse. Nel cellulare anche un video tutorial per costruire armi artigianali, elementi che hanno condotto il giudice per le indagini preliminari a mettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 45enne. Sicuramente un atto di giustizia e l'impegno di tutti è stato proprio per arrivare a scoprire la verità. Ed ora il giallo a velo d'astico, un 38enne romeno trovato in una pozza di sangue sotto il ponte dell'ex ferrovia. I sanitari ha raccontato di essere stato spinto da un uomo. È stato soccorso poco dopo le 6 di questa mattina sotto il ponte della ex ferrovia a velo d'astico. Un uomo di 38 anni, romeno, residente nell'Odigiano, era riverso a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme un operatore ecologico che stava passando e che ha sentito le grida d'aiuto. Ai sanitari del SUEM il ferito ha detto di essere stato buttato giù dal viadotto da un individuo dopo una colluttazione. Trasportato all'ospedale di Sant'Orso e ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo del ritrovamento i carabinieri della compagnia di Schio che stanno ricostruendo l'accaduto e hanno eseguito verifiche per trovare corrispondenza al racconto del ferito. Se le dichiarazioni del 38enne fossero confermate, l'ipotesi di reato sarebbe quella di lesioni gravissime o tentato omicidio, ma la vicenda per adesso è ancora molto nebulosa. Mattinata di tensione al quartiere Ferrovieri, programmato lo sgombero del centro sociale Bocciodromo, centinaia gli agenti di polizia mobilitati, si è assistito a momenti di vera e propria guerriglia urbana. Erano passate da poco le 13:30 quando i dirigenti della Digos della questura di Vicenza hanno varcato la soglia dell'ex Bocciodromo, prendendone di fatto il controllo dopo una mattinata convulsa. Si è assistito a scene di vera e propria guerriglia urbana nella contrapposizione dei Notav agli agenti del reparto mobile di Padova in tenuta antisommossa. Nei momenti di massima tensione, una trentina di militanti asserragliati nel retro dello stabile hanno bersagliato con frontamatura gli agenti che tentavano di disarticolare le barricate composte da legnami e inferriate ammassate nel cortile. Alle cariche ripetute dei poliziotti, che hanno fatto uso anche di gas lacrimogeni, gli attivisti hanno risposto azionando una decina di estintori simultaneamente e, creato una densa nuvola di polvere, hanno approfittato del trambusto per sfuggire alla cattura. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La mattinata era iniziata con la rimozione di peso di una ventina di militanti che si erano arrampicati sul tetto dell'edificio, costringendo gli operatori ad utilizzare la piattaforma aerea messa a disposizione dai vigili del fuoco. Uno ad uno sono stati accompagnati a terra e condotti in questura. Erano circa 200 gli appartenenti all'area antagonista che avevano rioccupato l'immobile di proprietà di Iricav 2 nella notte del 31 gennaio scorso, rivendicando l'azione al fine di ostacolare i lavori dell'alta velocità. A breve l'edificio verrà definitivamente abbattuto. La fine anche di uno spazio simbolico che dalla prima occupazione del 2011 era diventato oggetto di contrapposizioni politiche, ma anche promotore di attività culturali nel quartiere Ferrovieri. Oggi sono riusciti a portare via da questo spazio le persone, gli attivisti, ma la lotta continua. Di 2 giorni fa la notizia che Iricav 2 ha finalmente ceduto la proprietà del Bosco Lanerossi al comune, quindi quello è un bosco salvato. Resta da salvare il bosco di Calte e resta comunque da continuare a fare in modo che questo progetto faccia i minori danni possibili in città, e noi così continueremo a mobilitarci.
Dopo la strage in Australia sono stati rafforzati i dispositivi di sicurezza al ghetto di Venezia. Secondo il presidente Dario Calimani è il momento più difficile vissuto dalla comunità ebraica veneziana. Grandissima preoccupazione ovviamente, perché non è soltanto il ghetto l'obiettivo principale, potrebbe essere qualsiasi ebreo che passa per la strada l'obiettivo principale. Avvolto da una leggera nebbia e dal silenzio di una Venezia in bassa stagione, il candelabro a 9 braccia che celebra la Hanukkah, la festa delle luci, svetta in campo del ghetto Novo e appare lontanissimo dalla stessa ricorrenza che si è trasformata in strage in Australia, dall'atto terroristico di un padre e figlio affiliati all'ISIS che hanno sparato contro la folla provocando 15 morti e 38 feriti. Invece l'Australia è più vicina di quanto possa sembrare. La strategia retorica che è stata usata accanendosi e mostrificando Israele come Stato e non soltanto il governo, e poi da Israele si è passati a mostrificare tutti gli ebrei del mondo, qualche cosa si immaginava che potesse succedere. La sicurezza al ghetto di Venezia è stata aumentata e paradossalmente è una brutta notizia perché è l'indice di un rischio reale. Dario Calimani è presidente della comunità ebraica ed è sconcertato dal diffondersi di un clima antisemita che non si viveva dai tempi che finirono con la vittoria degli alleati sui regimi nazisti e fascisti. Credo che sia il periodo peggiore che la comunità abbia mai passato, la comunità non solo veneziana, italiana, europea, cioè c'è un risorgere di antisemitismo generalizzato, ma lo si vede dai giornali, dalle televisioni, dai social che amplificano e generalizzano questo odio. A lasciare allibiti, secondo Calimani, è soprattutto la superficialità di un dibattito pubblico cui mancano le nozioni fondamentali, spesso fatto da chi non è nemmeno in grado di distinguere la differenza tra israeliani ed ebrei, tra Stato di Israele, in cui peraltro un abitante su 4 non è ebreo, e il governo attualmente in carica dello Stato di Israele, che secondo i sondaggi è minoranza nel paese. Ci sono cittadini anche veneziani che passano per il ghetto e al primo che passa lo insultano per evitare parolacce, ecco, lo insultano senza nessun motivo, semplicemente perché è ebreo. Noi non riusciamo neanche a capirla questa cosa, è come se noi trovassimo un ucraino per la strada o un russo per la strada e lo insultassimo in quanto ucraino, in quanto russo, in quanto è sostenitore di Putin o di Zelensky. È la stessa cosa, però l'ebreo è diverso, l'ebreo se lo merita. Incendio nella tarda serata di ieri in un autolavaggio a Mira, indagini in corso per il rogo scoppiato vicino al distributore di carburanti di Via Nazionale. Paura nella notte a Mira, erano circa le 22 quando è suonato l'allarme in Via Nazionale per un incendio che ha completamente distrutto un autolavaggio di un distributore di carburante. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il rogo non ha interessato solo la struttura dell'autolavaggio, il fuoco si è esteso anche ad alcune automobili parcheggiate e all'officina confinante, causando ingenti danni. Fortunatamente le fiamme non si sono estese al distributore, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mira e Mestre, le squadre hanno lavorato diverse ore con 2 autobotti e il carro aria per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Le operazioni si sono concluse attorno all'1:30 di notte. Ancora ad accertare le cause dell'incendio, i carabinieri hanno avviato le indagini e l'area è stata posta sotto sequestro per tutti i rilievi del caso. I tecnici dei vigili del fuoco non escludono l'ipotesi di un'origine dolosa. Lutto nell'avvocatura, è morto questa mattina l'avvocato Roberto Nordio, fratello del ministro della giustizia, 80 anni, molto conosciuto per essere stato uno dei firmatari dell'atto costitutivo della Camera Penale, organismo di cui è stato presidente e del quale ricopriva il ruolo di presidente emerito. Nordio lascia la moglie Loretta e figli Maria Chiara e Mario, anche quest'ultimo noto legale del Foro di Treviso. Commosso il ricordo del fratello che ha ricevuto la triste notizia mentre era in missione istituzionale in Qatar. Era, dice Carlo Nordio, una persona eccezionale con una grande sensibilità, condiviso con me l'amore per il diritto instillatoci dal nostro padre Mario, fondatore dello studio legale che Roberto ha portato avanti con grande successo. Era un fratello straordinario. 10° trapianto samaritano in Italia, il 3° a Padova. È avvenuto ad ottobre. A ricevere un rene è stata una donna, il donatore un uomo che ha raccontato: mi ha ispirato il Vangelo.
Chi ha 2 tuniche ne dia una a chi non ne ha. È questo versetto del Vangelo di Luca, un insegnamento di Giovanni Battista, ad avere mosso il donatore samaritano che in poco tempo ha scelto di regalare uno dei suoi 2 reni perfettamente sani a chi ne aveva bisogno. Una decisione intima, maturata nel profondo, che il donatore non voleva inizialmente condividere neppure con la famiglia e che ha portato a ottobre l'espianto del rene sano e poi al trapianto a una donna, avvenuto nella stessa giornata nelle sale operatorie dell'azienda ospedale Università di Padova. Si tratta del 3° trapianto samaritano di rene a Padova, 10 quelli fatti in Italia. A fornire le prime informazioni al donatore è stata a febbraio proprio Lucrezia Furian, che ha risposto al numero dedicato creato a Padova e poi ha incontrato il donatore spiegandogli tutto l'iter nel dettaglio. L'iter richiede un po' di tempo perché deve accertare l'idoneità clinica e psicologica, ma forse prima di tutto informare. Quindi noi abbiamo messo a punto un percorso per le persone che ci contattano con questo desiderio, che comincia con un colloquio in cui in genere cerchiamo di incontrarci di persona e durante questo colloquio spieghiamo che cosa comporta sia da un punto di vista chirurgico ma anche da un punto di vista medico l'atto della donazione, come cambia la vita dopo aver donato un rene. Il donatore sta bene, è sano, è tornato alla sua vita, così la donna che ha ricevuto il suo rene. Un percorso, quello del trapianto samaritano, che innesca una virtuosa catena di bene. Quando c'è una persona che si rende disponibile per donare un rene, si potrebbe anche decidere di allocare questo rene a una persona in lista d'attesa per il trapianto. In Italia, ma questo succede anche in molti altri paesi, si preferisce, prima di andare sulle persone in lista d'attesa, provare a capire se c'è qualche persona compatibile che ha bisogno di un rene, che avrebbe un donatore vivente disponibile ma con il quale non è possibile procedere con il trapianto. In questa maniera, se c'è questa compatibilità, il donatore del ricevente del rene samaritano donerà poi a qualcun altro. Da 10 donatori samaritani, 30 sono stati trapianti in Italia. A Padova nel 2025 sono stati eseguiti sinora 53 trapianti di rene, ma solo nel nostro paese sono 6.000 le persone in lista d'attesa. Questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.